Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, giovedì 14 dicembre. Alla mail inviata da Giuseppe Penzo, uno tra i promotori di Chioggia Capitale Italiana della Cultura 2024, diretta all'amministrazione comunale sul riprendere in mano il dossier proposto per la candidatura, ha risposto direttamente l'assessore alla cultura, vice sindaco Elena Zennaro, chiedendo eventualmente di rivedere insieme il dossier. A quanto afferma la mail, dice l'assessore, si ha l'impressione che quel dossier sia stato accantonato e che nulla sia stato realizzato. Ma nel dossier si parla di Arte Ven e Arte Ven continua ad essere finanziata dal comune per portare il teatro e la danza in città, anche attraverso le baruffe in calle. Si parlava sul dossier di Cinema da Mare e la rassegna estiva continua ad esserci. Si parlava di Palio della Marciliana e non solo il palio continua ad esserci, ma anzi, grazie alla continua collaborazione con le contrade, molti sono stati i progetti avviati con le scuole durante tutto l'anno. Con la contrada di San Martino ora si sta lavorando sulla rete della Città del Sale e si è partecipato al Forum internazionale delle città del Sale tenutosi a Cervia, dando il contributo di Chioggia in termini di ricerca scientifica e fotografica, grazie anche al Liceo Veronese e allo stesso Palio. E continua l'assessore, non solo la Marciliana, ma anche Chioggia, città che legge, ha visto il Digital Lab BCCS, cofinanziato dal Comune di Chioggia e la Fondazione di Venezia, che ha permesso di migliorare la digitalizzazione, oltre a mettere in campo laboratori e incontri rivolti agli studenti, ai docenti e ai cittadini di Chioggia, ora facenti parte di un'offerta comune. E continua l'assessore. Abbiamo promosso la lettura, registrando un significativo aumento degli aderenti al patto per la lettura. Abbiamo realizzato un'adesione importante alla maratona di lettura regionale e mantenuto il titolo Città che legge. Abbiamo lavorato sulle onde di poesia, come indicato nel dossier, e lo abbiamo fatto dandogli un rilievo nazionale. La campagna Leggere le città identitarie, patrocinata da CEPEL, è partita da Chioggia e si è chiusa da noi, con un'esaltazione del gruppo Poeti di Chioggia. L'assessore, quindi, non vede un problema di partecipazione ed entusiasmo, ma resta disponibile ad un confronto con Giuseppe Penzo. A novità dolce e salato in Viale Veneto a Sottomarina, tra le specialità di Chioggia il venerdì trovi anche le golosità portate da Napoli, dalle 1000 varianti di Bussolà al Casatiello, dai panini nostrani ai formati campani, panini ricchi e gustosi con ingredienti della cucina campana e tante specialità, non solo salato ma anche tanti dolci gustosi con ingredienti speciali, golosi rulli farciti e gustosi torroni. Novità dolce e salato è aperto tutti i giorni, anche la domenica mattina, ma il sabato sera dalle 9 alla mezzanotte potrai gustare ciambelle e brioche calde in tanti e tanti gusti diversi. La Procura della Repubblica di Padova e la Guardia di Finanza di Venezia hanno smantellato un'organizzazione criminale estremamente articolata, coinvolta in diverse attività illecite, tra cui una frode fiscale da 20 milioni di euro. L'associazione delinquere era mirata alla frode fiscale, alla truffa ai danni dello Stato e al riciclaggio. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha elogiato gli inquirenti per il loro lavoro investigativo, sottolineando l'importanza degli ordini di custodia cautelare emanati. Questo intervento è stato un successo significativo a favore della legalità. Zaia ha condannato fermamente i reati commessi, considerandoli dannosi per la collettività, e ha sottolineato l'importanza di contribuire onestamente alla fiscalità generale. L'organizzazione smantellata appare determinata e senza scrupoli, rendendo ancor più rilevante l'apprezzamento per il lavoro svolto dagli inquirenti. Buone feste da Massimiliano! Auguri di buone feste da Alberto. Auguri di buone feste da Elisa. Ciao, sono Michael, auguri e buone feste. Auguri di buone feste da Fabia. Auguri di buone feste da Francesco. Buone feste da Alessandro. Auguri di buone feste da Giulia. Auguri di buona festa Alessandro. Buone feste da Doris. Buone feste da Mauro. City streets are
da Massimiliano. Ma chi me l'ha fatto fare? Chiara? Ah, ciao! Auguri di buone feste! A Venezia, le isole Mestre e la terraferma, le celebrazioni natalizie sono in pieno svolgimento con eventi come le regate e le corse dei Babbi Natale, spettacoli musicali, mercatini e l'installazione di un albero a Forte Marghera. L'iniziativa Venezia accende il Natale, organizzata dal Comune di Venezia e Vela SPA, offre una vasta gamma di appuntamenti che coinvolgono le isole Mestre e la terraferma. Ci saranno eventi come la corsa dei Babbi Natale e un corteo acqueo nel Canal Grande. Mercatini con creazioni artigianali e spettacoli per bambini si terranno a San Francesco della Vigna e a Burano. A Murano un corteo di Babbi Natale si esibirà lungo i canali, mentre a Mestre sono previsti concerti e spettacoli per le famiglie. Luna Park Bisuola Winter Village sarà aperto fino al 7 gennaio con giornate dedicate alle persone con disabilità. Il Teatro Toniolo ospiterà le Ballet Trocadero de Monte Carlo con i loro Trox Arbeck. A Forte Marghera sarà inaugurata un'albero installazione chiamata X3 e sarà visitabile fino al 7 gennaio con percorsi acustici e luminosi. In diverse località come Marghera e Chirignago ci saranno mercatini natalizi, concerti gospel, foto con Babbo Natale e mostre di presepi. I musei civici di Venezia avranno aperture straordinarie durante il periodo natalizio, offrendo varie opportunità culturali in laguna e in terraferma, con ingresso gratuito in alcune occasioni. Store 23 Intimo e Corredo in Viale Venezia 3. La tua lingerie, l'intimo per voi, lenzuola settose, morbidi cuscini e caldi piumini per tutta la famiglia. A Natale regala raffinata eleganza per la casa, vesti il tuo ambiente con stile, scaldati con il caldo abbraccio di un soffice pile. Store 23 Intimo e Corredo, pensa ai tuoi regali di Natale. Il consigliere regionale Marco Dolfin si è impegnato a portare all'attenzione del Consiglio regionale del Veneto una risoluzione volta a contrastare il fenomeno dei borseggiatori a Venezia. Questo impegno è stato annunciato durante un incontro con il Comitato Cittadini Non Distratti, un gruppo di residenti veneziani che da tempo si adopera attivamente per segnalare e prevenire i furti contro i turisti nel centro storico di Venezia. Dolfin ha enfatizzato il ruolo cruciale svolto da questi cittadini attivi, definendoli delle sentinelle del territorio, per la loro costante vigilanza e segnalazione dei borseggi, creando una rete collaborativa che coinvolge residenti, commercianti e pendolari. In riconoscimento del loro impegno è stata loro conferita una targa per l'impegno profuso, un riconoscimento che testimonia il loro contributo senza fini di lucro, nonostante i rischi e i pericoli cui sono esposti mentre svolgono la loro missione. Il consigliere regionale ha riportato la richiesta del comitato che chiede un maggior supporto da parte delle istituzioni. Tra le richieste emerse durante l'incontro c'è la proposta di installare messaggi audio sui mezzi pubblici veneziani, in modo da avvisare i viaggiatori riguardo al rischio di borseggiatori a bordo. Inoltre si è parlato della possibilità di diffondere messaggi video e audio nelle biglietterie AVM, simili a quelli già presenti nelle stazioni ferroviarie. Una delle richieste principali è stata quella di costituire una squadra interforze specifica per contrastare il fenomeno dei borseggi, specialmente nel centro storico di Venezia, dove i turisti sono maggiormente bersaglio di furti. Il consigliere si è impegnato a presentare una soluzione per supportare queste richieste e ha promesso di intervenire personalmente coinvolgendo AVM per valutare la possibilità di diffondere avvisi audio multilingue sui vaporetti, autobus e tram. Obiettivo principale di questa iniziativa è quello di fornire un supporto concreto a queste sentinelle del territorio e affrontare il problema dei furti non solo a livello locale ma anche attraverso azioni politiche a livello regionale. Da Naima, la profumeria in Corso del Popolo a Chioggia, trovi i più bei regali di Natale, profumi chic, linee beauty per lei e per lui, per dare risalto al tuo fascino. Su tanti cofanetti avrai il 30% di sconto e ogni giorno una sorpresa dedicata alla tua bellezza. A Natale chi ama sceglie Naima. Naima, la profumeria in Corso del Popolo a Chioggia.
Ieri mattina presso l'antica trattoria Ballotta di Torreglia nel Padovano, aperta dal 1605, si è svolta la premiazione delle eccellenze venete Food & Wine 2023, evento conclusivo del Tour delle eccellenze venete organizzato in collaborazione con la Regione Veneto. L'evento si è tenuto nel contesto dei Colli Euganei, candidati a diventare riserva della biosfera MAB UNESCO. L'antica trattoria Ballotta dal 1605 è stata la cornice di questa iniziativa. Il consigliere regionale del Veneto Elisa Venturini, il vicepresidente della provincia di Padova Daniele Canella, il presidente del Parco regionale dei Colli Euganei Alessandro Frizzarin e il presidente di Cultura e Cucina Paolo Caratossidis hanno premiato consorzi, aziende, prodotti tipici, ricette, chef e opere che nel 2023 hanno arricchito l'offerta culinaria e comunicativa del Veneto. Gli organizzatori hanno espresso la loro soddisfazione per il successo del Tour delle eccellenze venete, riconosciuto anche a livello nazionale, come durante l'Ulisse Fest di Lonely Planet. Congratulazioni a tutte le eccellenze venete premiate per il loro contributo nel valorizzare il territorio e nell'incidere positivamente sull'economia, soprattutto sul settore turistico e dell'ospitalità, ha dichiarato il presidente del festival Paolo Caratossidis. Durante l'evento è stato allestito un ricco buffet con le eccellenze venete, presentando piatti e prodotti del territorio che coniugano tradizione e innovazione. E anche oggi premiamo le eccellenze del Veneto, del food e del wine, in realtà che hanno dato lustro alla nostra regione nella promozione del territorio con la loro attività e con i loro ottimi prodotti. Ricordandovi che le farmacie di turno oggi sono la Fischetti sulla strada statale Romea e la San Giovanni a Borgo San Giovanni, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chiogiazzurra.it e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News e ricordatevi di attivare le notifiche. Ciao a tutti! Alla cartoleria Pegaso di Chioggia trovi tutto per la scuola e la cancelleria più sfiziosa e personale disponibile per fare il tuo speed e fornirti assistenza per i tuoi biglietti d'auguri personalizzati e i biglietti da visita e i menù e tanto altro. Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni Chioggia. Ci trovi su WhatsApp al 328 635 7832.